Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Cagliari Perugia finita 3-2. Provo delle sensazioni molto contrastanti riguardo a questa partita, perché il Cagliari sostanzialmente, diciamo, non mi ha fatto impazzire, però ho visto sotto alcuni aspetti, specialmente di testa, un Cagliari che sta incominciando a lavorare nella maniera giusta. Tralasciando l'euro gol di Viola, mamma mia che punizione che ha tirato, spettacolare. E ha anche ascoltato le mie preghiere, perché io durante la partita dissi: ti prego, fa che non arriviamo ai supplementari e ai rigori, perché agosto io non ce la faccio. Non lo reggo sto coso. E mi ha ascoltato, perché poi ha fatto il gol del 3-2. Anche la Padula, come è entrato in campo, l'atteggiamento, fantastico. Veramente anche lui fantastico. Nulla a che vedere con Pavoletti. Adesso c'è Melchiorri che saluta. Un applauso assolutamente a Melchiorri, perché veramente un giocatore e un uomo eccezionale. Veramente eccezionale. Per Melchiorri soltanto elogi, nonostante oggi ci abbia purgato, ma era scontatissimo che segnasse. Parliamo della partita. Come vi stavo dicendo, un Cagliari che secondo me sotto l'aspetto magari di atteggiamento sta incominciando a muoversi nella direzione giusta, ma sotto l'aspetto della partita ci sono tante cose che a me non sono piaciute. Allora, la prima cosa che ho notato sia dalle amichevoli precampionato e sia in questa prima partita ufficiale è che la maggior parte dei gol del Cagliari sono dovuti da situazioni estemporanee, quindi non da una vera e propria trama di gioco che ha poi portato al gol, ma o da calci piazzati o da azioni del singolo. Non vedo ancora quella coralità che dovrebbe avere una squadra. E questa cosa, devo essere sincero, mi preoccupa e non poco. Perché io mi aspetto che in campo scendi una squadra che non deve aspettare per forza la giocata del singolo o il doversi fare fallo in area per ottenere un rigore per fare gol. Io mi aspetto che una squadra che gioca da squadra abbia mille più una possibilità, con le loro caratteristiche, di poter poi andare a rete. Questa cosa che i gol vengono sempre da situazioni estemporanee a me preoccupa e non poco. Un altro grande problema che ho visto oggi è stata la fascia destra. Di Pardo oggi, ragazzi, disastroso. Ha regalato il gol del pareggio. Allucinante, allucinante. Anche Zappa, devo essere sincero, non mi è piaciuto. Sicuramente molto, molto, molto meglio di Pardo. Sicuramente. Ma anche Zappa a me non è piaciuto oggi. Però il peggiore è stato in assoluto Di Pardo. Io ho letto alcuni Gaston. Gaston più che altro è stato assente, più che ha giocato male, perché nel primo tempo aveva fatto un passaggio per Luvumbo che, se andava a finire bene, era veramente pericoloso. Quindi magari sul Gaston assente ne possiamo parlare e vi posso dire sono d'accordo. Sul fatto che abbia giocato male non mi sento molto d'accordo. Di Pardo è quello che ha giocato più male di tutti. Infatti al 45esimo poi è stato sostituito e è entrato Zappa. Ma Di Pardo veramente malissimo. Sul primo gol è colpa sia di Pardo, perché è colpa di Pardo, ma anche di Goldaniga, perché Goldaniga su Melchiorri non ha protetto bene lo spazio. E poi non ti puoi permettere di prenderti un'imbucata così. Tu devi stare subito sull'uomo. Stessa cosa, stessa situazione più o meno anche sul gol, sul secondo gol. Lì è stata colpa, se non mi sbaglio, sia di... non mi ricordo se era da sinistra o da destra, forse era dalla sinistra. Lì c'è stato un po' di colpa. No, era dalla destra. Che dico, era dalla destra. C'è stato un po' di colpa di Altare, che non ha visto il giocatore del Perugia, però la colpa di Altare è veramente marginale, perché la maggior parte della colpa in quel caso c'è la Zappa. Quindi siamo sempre sui soliti errori. Al centrocampo Lella non mi è dispiaciuto, però anche lui non l'ho visto proprio nel vivo del gioco.
Viola, anche lui mi è piaciuto parecchio, però alcune volte l'ho trovato un po' fuori posto, diciamo così. Macumbu, io ragazzi, qui ve lo dico, qui ve lo confermo e qui ve lo sottoscrivo, io mi sto innamorando calcisticamente di Macumbu. Penso sia stato il migliore in campo a mani bassissime, proprio bassissime. Centrocampo comunque ha giocato bene, l'attacco io voglio veramente sorvolare su Pavoletti perché io non ce la faccio proprio più a vederlo in campo, è una cosa allucinante. Una cosa allucinante. Quel gol che si è mangiato quando gli hanno Lumbo forse gli ha passato la palla e ha tirato uno svarione sopra la traversa. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Paoletti via. La Padula titolare, eh? Famo così. E in attacco quello che mi è piaciuto di meno è stato Lumbo perché ha esagerato costantemente con lo stesso identico dribbling. Lui si voleva dribblare pure i ciuffetti d'erba. E se tu vuoi giocare così, è sbagliato giocare sulla fascia, perché ti ritroverai sempre nella medesima situazione, quale? Ovvero che il difensore tende a spostarti sull'esterno e tu poi, essendo tutto spostato sull'esterno del campo, non riuscirai quando ti ritrovi praticamente a 50 centimetri dalla linea di fondo campo, ti ritroverai praticamente a non saper cosa fare e quindi cercare di metterla alla bene e meglio la palla in mezzo o raso terra, cosa difficile, o con un cross, cosa più probabile. Ti ritroverai sempre a fare questo perché lì poi è difficile fare un altro dribbling che provi a superare il difensore. Ci potrai riuscire, ma è una cosa che ti riesce una volta su 50, una volta su 100. Se tu fai questa giocata a ripetizione, prima di tutto diventi prevedibile e seconda cosa, diventi sempre meno efficace. Però Lumbo è un giocatore che se tu lo sai sfruttare ti potrebbe veramente cambiare la partita da così a così, perché ha una velocità disarmante. Molte volte ha costretto i difensori del Perugia al fallo, che non è una cosa da sottovalutare. Vuol dire tanto, specialmente nell'ambito di una partita di 90 minuti. Un giocatore come Luvumbo dà fastidio, però non può giocare così, non può giocare così, assolutamente. Poi per quanto riguarda i cambi, la Padula c'è poco da dire, fenomenale, sia come giocatore che come atteggiamento. Carboni da quando è entrato io non l'ho visto mezza volta, proprio zero. Kurfalidis ha fatto qualcosina di buono ma ha avuto relativamente poco tempo. Zappa, me, e poi non mi ricordo chi altro è entrato. Ah, De Jong, pure lui non mi è dispiaciuto. Non lo so, questo ragazzi è il mio giudizio sulla partita di oggi. Sono contento per il risultato, sono contento per come è arrivato, però ci sono molte cose da migliorare. Secondo me non esiste più la giustificante che è calcio di agosto, perché noi ci siamo preparati per tutto il precampionato ad Asseminello, quindi la condizione l'abbiamo trovata. Faccio fatica a pensare che il Cagliari debba ancora raggiungere la condizione giusta. Quindi non riesco a trovare questa giustificante. Però c'è da fare qualcosa. Il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.